Al via ieri il progetto Centro Coni. I centri CONI di Agrigento, della SD Racing Team Agrigento, scuola di ciclismo nella Valle dei Templi e la SD Colleverde Scuola Calcio, all'interno dell'impianto sportivo della Racing Team accanto al cimitero di Bonamorone, hanno dato vita al progetto denominato Centro CONI per la multidisciplinarietà sportiva. I ragazzi, seguiti dai tecnici delle due ASD, si sono cimentati nella pratica sportiva del calcio e della mountain bike. Presenti all'evento la delegata provinciale Tonella Attanasio e Tototo Andrea, che ha illustrato le finalità dell'iniziativa. Oggi stiamo facendo le prove del Centro Coni, è una bella manifestazione, sono venuti gli amici della SD Colleverde, anche loro Centro Coni, e loro stanno facendo ciclismo con gli istruttori della mountain bike, mentre i ragazzi della scuola di ciclismo stanno facendo calcio con i loro istruttori. È un momento di aggregazione, è un momento di multidisciplinarietà, perché sappiamo tutti che i ragazzi devono fare e praticare tutti i tipi di sport. Poi saranno loro a decidere cosa vogliono fare, se vogliono diventare degli agonisti e qual è lo sport che più avanti devono praticare. Come si è svolta l'iniziativa fattivamente? L'iniziativa è stata svolta, intanto abbiamo fatto tutti, sia noi della scuola di ciclismo che l'associazione Colleverde, abbiamo fatto tutte le riunioni con i tecnici nazionali del CONI e ci hanno proprio indirizzato a fare questo tipo di progetto. Il progetto consiste proprio nella multidisciplinarietà, quindi i tecnici oggi, i ragazzi stanno facendo dall'altro lato, hanno fatto un percorso con dribbling e cross e tutte le cose che si fanno nel calcio, mentre noi abbiamo fatto provare i salti, ci sono bambini anche che non sanno pedalare e quindi abbiamo messo a disposizione le balance, le biciclette senza pedali, dove vanno a sviluppare l'equilibrio e la frenata, in modo che poi inseriamo la pedalata. Insomma, è una giornata di puro sport e divertimento. È stata presente qui il delegato provinciale CONI, la professoressa Antonella Attanasio. Insomma, una bella manifestazione. Quanti ragazzi hanno partecipato? Ma considera che avranno partecipato 200 ragazzi. Ora addirittura siamo alla fine della manifestazione, sono tutti soddisfatti. I ragazzi che fanno calcio, provando la bicicletta, hanno capito appunto che devono cimentarsi di più, e la stessa cosa i nostri ragazzi che stanno facendo il calcio. Iniziative future? Iniziative future noi facciamo qua sempre 2 volte a settimana, facciamo la scuola di ciclismo all'aperto in questo splendido parco del demanio dell'ente parco della Valle. Vi invito tutti il 23, 24 e 25 aprile, perché noi come associazione organizzeremo 2 manifestazioni a livello nazionale, quindi scenderanno tutti gli atleti esordienti allievi, cioè fino ai 16 anni, dai 12 ai 16 anni, i più forti d'Italia, quindi scenderanno tutti i comitati regionali per venire a fare la manifestazione, una Coppa Italia giovanile. L'appuntamento è presso la casa San Filippo dell'Ente Parco, e lì effettueranno un percorso di